Buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Perna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, che è lo 0266 20 35 29. Vi ricordo anche il numero WhatsApp, che è il 346 64 277 56. Buon mercoledì a tutti da Milano, dalla sede di Via Bellerio, dove oggi splende il sole e sembra essere iniziata ufficialmente l'estate. Prima di sentire il nostro ospite ormai fisso del mercoledì mattina a quest'ora, Alessandro Rico, giornalista della Verità, che salutiamo tra pochissimo, guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Mazzetti alla regione Sicilia, arrestato l'ex consulente della Lega Paolo Arata, agli arresti anche il figlio Francesco, sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. Sarebbero soci occulti dell'imprenditore Vito Nicastri, accusato di essere vicino a Messina Denaro. Paolo Arata è stato parlamentare di Forza Italia. Un'altra notizia: il finanziere Proto, arrestato per truffa ad una donna disabile, le avrebbe sottratto a più riprese 130.000 euro. Il denaro, secondo la Guardia di Finanza, era stato investito su siti di gioco online. Una notizia che giunge dall'Israele: Sara Netanyahu patteggia, eviterà l'accusa di frode ma paga multa di oltre 13.000 euro. Sara Netanyahu, moglie del premier Netanyahu, ha firmato l'accordo di patteggiamento con gli avvocati dello Stato nel caso che l'ha vista imputata per servizi di catering procurati abusivamente nella residenza ufficiale a Gerusalemme. In base all'accordo, Sara Netanyahu eviterà l'accusa di frode, ma dovrà pagare una multa di oltre 13.000 euro. La vicenda risale ad un anno fa, quando Sara Netanyahu ed Ezra Saidov, un ex funzionario della residenza, furono accusati di frode e abuso di potere per aver speso oltre 80.000 euro di fondi statali in pasti acquistati fuori senza usare lo chef della residenza. Una notizia dei migranti: ad un anno dall'annuncio del governo italiano della chiusura dei propri porti alle navi umanitarie, almeno 1.151 migranti sono morti nel Mar Mediterraneo e oltre 10.000 sono stati riportati forzatamente in Libia, esposti ad ulteriori ed inutili sofferenze. Lo scrivono SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere, che chiedono di garantire con urgenza un sistema di ricerca e soccorso in mare adeguato. Allora, abbiamo in collegamento telefonico con noi, come ogni mercoledì, Alessandro Rico, giornalista della Verità. Ciao Alessandro, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, come stai? Anche dove sei tu a Milano splende il sole, giusto? Sì, anche qui splende il sole, è cominciata l'estate, sono cominciate anche un po' di zanzare, certo. Anche in redazione, tanto parte della sera arrivano. Ecco, le zanzare cattive. Allora saluto anche Giulio Carnelli al di là del vetro. Alessandro, iniziamo subito questa nostra chiacchierata come ogni mercoledì. Parliamo insomma del Consiglio dei Ministri che c'è stato ieri sera, no? In questo Consiglio dei Ministri abbiamo visto, è stata data il via libera al decreto sui migranti, al decreto sicurezza bis. Tre, diciamo, sono i punti fondamentali. Cominciamo a spiegare un po' di cosa si tratta. Innanzitutto le sanzioni, no? Da 10 a 50.000 euro per i comandanti e gli armatori che non rispettano il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane, e poi altri punti di questo decreto. Prego Alessandro. Esatto, sul tema delle sanzioni innanzitutto ricordiamo nella prima versione del decreto sicurezza bis si prevedevano sanzioni per chi soccorreva migranti in mare, chiaramente una norma che era stata pensata per colpire in modo ancora più diretto le ONG. Poi pare fossero stati sollevati dei dubbi di costituzionalità dal Quirinale, per cui si è passati a questa multa a chi invece viola il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane per sbarcare i migranti nei porti. Sì. Perché questa norma? Perché, come abbiamo visto in moltissimi casi, ad esempio
quello della Diciotti, che non era una ONG, ma in altri casi come quelli della nave Aquarius che ci aveva provato, o successivamente delle altre navi della Sea-Watch più di recente. Le ONG diciamo cercano di fare rotta verso le acque territoriali italiane, verso i porti italiani, proprio per poi costringerci a concedere lo sbarco, perché è logico che se ti trovi una nave con a bordo un certo numero di persone, magari anche in condizioni fisiche che necessitano cure mediche, sei costretto a un certo punto, dopo un braccio di ferro, a farli sbarcare. Sì. La competenza però questo era un altro tema secondo me sul quale è opportuno insistere, perché c'era stata sempre nella prima versione una diatriba con il Movimento 5 Stelle sulla competenza a decidere l'interdizione di questi ingressi delle navi. Cioè il Viminale voleva avocare a sé la competenza che inizialmente era ovviamente del Ministero dei Trasporti. Nella nuova versione del decreto sicurezza bis licenziata dal Consiglio dei Ministri, diciamo che il Viminale sì ha questa competenza, quindi è riuscito a ottenere quello che desiderava, però dovrà farlo di concerto con il Ministero della Difesa e con il Ministero dei Trasporti e informando anche il Presidente del Consiglio, quindi diciamo c'è una maggiore condivisione delle responsabilità. Ecco, questo è il primo punto, diciamo, no? Il primo punto significativo. Vuoi aggiungere qualcos'altro su questo punto o vuoi passare agli altri? No, possiamo anche andare oltre, anche perché diciamo in realtà il decreto sicurezza bis non riguarda solo ed esclusivamente gli immigrati, e questo il tema anche che va sottolineato, esatto, cioè si allarga anche ad altre questioni, cioè ad esempio al tema della sicurezza degli stadi, al tema delle manifestazioni. Benissimo, sul tema delle manifestazioni noi abbiamo norme che inasprite per i violenti sostanzialmente, cioè per chi si presenta a volto coperto alle manifestazioni, per chi usa bastoni e spranghe. Non si può non essere d'accordo con questa cosa, perché noi abbiamo visto troppe volte le nostre forze dell'ordine prese di mira in queste manifestazioni e poi magari accusate perché loro avevano usato le maniere forti. A questo punto si è chiari, chi è violento nelle manifestazioni merita delle sanzioni severe. Per quanto riguarda invece l'altro tema di cui parlavamo, è un tema che nella conferenza stampa di ieri ha illustrato soprattutto Giancarlo Giorgetti. Diciamo le misure per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive, ecco appunto, sono tutte le manifestazioni sportive, quindi non è una cosa confinata ai soli stadi di calcio, ed è una cosa che riguarda anche i comportamenti violenti attuati all'estero. Cioè, se io mi comporto male all'estero, se io faccio disastri in una manifestazione sportiva all'estero, le misure restrittive possono essere applicate in Italia, quindi mi può essere impedito di partecipare come spettatore alle manifestazioni sportive anche nel nostro paese. Certo, poi ha assicurato il sottosegretario Giorgetti che insomma queste norme potrebbero già essere applicate anche prima dell'inizio del prossimo campionato, giusto? Esatto, sì, si parlava addirittura dei prossimi mesi, sì, quindi insomma stiamo parlando veramente di una cosa imminente, dipenderà molto ovviamente dal leader parlamentare, dai decreti attuativi, ma io penso insomma che è una cosa su cui ovviamente il governo, adesso che si sono ribaltati anche i rapporti di forza politici, tiene molto. Peraltro direi che il decreto sicurezza bis ha anche un'importanza appunto politica, cioè è il rilancio dell'attività di governo al termine delle europee, quando c'è stato un terremoto politico perché la Lega ha preso il 34%, i 5 Stelle sono crollati, però come secondo me era prevedibile, il governo non è caduto, almeno non cadrà fino all'autunno, e poi vedremo, ovviamente Salvini gli ha detto se dobbiamo ridurci a crescere dello 0, meglio chiudere, però per adesso l'esperienza di governo continua e si rilancia con un tema leghista. Benissimo, senti Alessandro, poi c'è un altro punto, no? Oggi leggevo sul giornale, come hai detto tu, il decreto sicurezza bis non riguarda solo ed esclusivamente i migranti, c'è un altro punto che riguarda una spesa di 28 milioni per l'assunzione di 800 unità amministrative che dovranno insomma eseguire le notifiche ai condannati definitivi, così come scrive il Corriere, che solo nella provincia di Napoli sono 12.000. Anche questo insomma è da ricordare.
Alessandro, abbiamo due telefonate quest'oggi, perché anche quando ci sei tu il centralino va in tilt, ecco. Allora, sentiamo, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è lei? Io sono Antonio, chiamo da Milano. Ciao Antonio. Io ho la casa di vacanze in Calabria sullo stretto di Messina. Dove? Mi sembra Dove? che le statistiche vostre sono scorrette. In estate non è vero che sbarcano meno immigrati. L'acqua è calda e se la fanno a nuoto. Sullo stretto dove sono io, fa parte di Merito di Porto Salvo, prendono bottiglie di plastica, eccetera, e fanno falò enormi di segnalazione. Oltre al fatto che all'improvviso, senza che ci siano feste, fanno finta che sparano fuochi d'artificio in aria e a volte con i fari dalle montagne flashano verso le navi che passano in mezzo al mare. Più volte al porto di Saline Ioniche, mentre io pescavo, ho visto che sbarcavano i pescatori con 3, 4, 5 persone. È una cosa generale, cioè secondo me lo stretto andrebbe controllato molto di più, sia nella parte larga, all'imboccatura, sia alla parte stretta. Benissimo, grazie mille. Alessandro, sentiamo un'altra telefonata e poi commentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, come sta? Sto benino. Benino, da dove chiama? Da Milano? Faccio molta fatica a parlare, ma vedrò di essere breve. Sì. Parlo da Milano. Sì. Allora, il mio nome è Giovanni Matassi, alpino anche. Vorrei fare una precisazione. Radio Padania dovrebbe battere su un tasto che il minibot non è valuta, non è moneta corrente, è un buono del tesoro di limitate proporzioni e viene utilizzato solo nella fase interna, pertanto non può danneggiare nessuno se non vuole utilizzarli. L'Europa deve finalmente mettersi al tavolo e non dare ordini all'Italia, che finalmente si sta svegliando. Auguri al nostro capitano e a tutti quelli che sono con lui, cioè quasi tutto il popolo. Benissimo, grazie mille. Allora, non aveva voce, ma ci è riuscito Alessandro. Sì, bellissima. No, per quanto riguarda il primo ascoltatore, io devo dire che purtroppo il signore ha ragione, nel senso che uno dei problemi dopo la chiusura dei porti, che ovviamente è stata efficacissima, è quello dei cosiddetti sbarchi fantasma. Cioè, se non possiamo più venire con i barconi, veniamo con i barchini. Ora, è chiaro che i barchini portano molte meno persone, però è anche vero che i barchini sono più difficili da controllare e che il pericolo anche di infiltrazioni criminali, se non terroristiche, sui barchini probabilmente è ancora superiore, perché appunto queste persone confidano di non essere neppure viste nel momento in cui sbarcano sul nostro territorio. Per cui questo è vero che purtroppo il tema dell'invasione, come la chiamiamo noi sulla Verità, non è esaurito solo con il capitolo porti, quindi questa sarà una cosa che probabilmente andrà, certo le proporzioni del fenomeno ovviamente non sono paragonabili, però insomma questo capitolo esiste e sicuramente il Ministro dell'Interno ne è consapevole e proverà a prendere le dovute contromisure. Quello che ha detto il nostro amico alpino ci porta un po' fuori dal seminato, però mi limito a rispondere brevissimamente sul tema dei mini-pot. È vero che non sono valuta parallela all'euro, perché per il semplice fatto che non hanno corso forzoso, cioè una moneta per essere tale deve essere imposta, cioè io devo essere costretto da una legge ad accettarla come forma di pagamento. Nel caso dei mini-bot ovviamente questo non è vero, se non nel caso dello Stato che si vincola ad accettarli come mezzo di pagamento, ad esempio delle imposte. Però effettivamente c'è da dire che nel progetto originale di Borghi, in un certo senso la figura del mini-bot era un po' concepita come una proto-Eurexit, diciamo, cioè comunque una forma di introduzione di un mezzo di pagamento che potesse sostituire le misure necessarie a svalutare l'euro, cosa che ovviamente noi non possiamo fare.
Sì. Senti Alessandro, questa mattina sulla Verità ti dico anche la pagina, perché è pagina sì 5 della Verità, dove sopra c'è anche un articolo di Antonio Grizzuti, anche nostro amico, che con noi conduce domani, anzi ricordiamo l'appuntamento di domani alle 13:10 con l'Europa. Oggi ha intervistato Carlo Cottarelli. Ti ha sorpreso questa intervista? Perché Carlo Cottarelli dice dico no alla patrimoniale e poi sull'Unione Europea dice con l'Unione Europea facciamoci furbi, cioè recitiamo una commedia. Poi parla anche di taglio di tasse. Sei rimasto sorpreso o no di queste risposte? Sì, l'intervista è abbastanza sorprendente. Purtroppo, secondo me, in Cottarelli rimangono dei limiti strutturali piuttosto evidenti, proprio limiti direi culturali nel senso non di che non conosce le cose, culturali nel senso di impostazione. Sì. Per esempio quando parla dell'uscita dall'euro e ritira fuori la storia dei debiti che vanno ripagati in euro e non in lire, insomma, lascia il tempo che trova. Sì. Però tutta la vicenda, lo raccontiamo agli ascoltatori brevemente, parte dall'editoriale di Maurizio Belpietro di lunedì, sì, che era un editoriale contro il cardinale Bassetti, che in un'intervista a Repubblica aveva praticamente evocato la patrimoniale. E titolando era venuto fuori il cardinale Bassetti parla come Cottarelli, perché effettivamente Cottarelli qualche giorno fa sul suo sito, l'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, aveva spiegato che la patrimoniale può essere un modo per abbattere il debito pubblico. Sì. Allora Cottarelli che cosa ha detto? No, ma guardate, attenzione, io ho detto questa cosa qui, ma non è perché sono favorevole alla patrimoniale, anzi la patrimoniale sarebbe un disastro. E mi ha spiegato che la patrimoniale, essendo appunto una forma di abbattimento del debito pubblico fatta tutta in una botta, in un colpo solo, creerebbe degli enormi problemi di liquidità, cioè si tratterebbe di drenare il 10-15% della ricchezza nazionale, che sarebbe ovviamente una cosa disastrosa. Quindi lui dice scenario assolutamente da evitare, sia nella forma della patrimoniale, cioè patrimoniale imposta su tutti, sia nella forma di quella che lui chiama ristrutturazione del debito, cioè una patrimoniale su una sola forma di ricchezza, cioè sui titoli di Stato, che graderebbe anche sugli stranieri, perché anche gli stranieri comprano titoli di Stato. Già qui è sorprendente perché insomma il presidente dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani dice una volta per tutte, chiarisce ogni equivoco e dice la patrimoniale non si deve fare. Il problema è che la patrimoniale è quello che ci viene richiesto da varie istituzioni finanziarie sovranazionali, incluso insomma uno dei leitmotiv del Fondo Monetario Internazionale, che è quello per cui Cottarelli ha lavorato per anni. Certo. Quindi lì io a un certo punto gli ho chiesto, scusi, ma perché queste istituzioni sovranazionali, la Troika e via dicendo, sarebbero disponibili a farci fare una patrimoniale, quindi distruggendo il 10% della ricchezza italiana, però vanno nel pallone quando si parla di mini bot, perché dicono ecco, questa sarebbe una prima forma di uscita dall'euro, creerebbe il panico sui mercati, innescherebbe una crisi finanziaria. Cioè noi dobbiamo aver paura dei mini bot, che come diceva il nostro amico Alpino alla fine sono buoni del tesoro di taglio più piccolo, e invece va tutto bene se dissanguiamo gli italiani. E lì si è inserito il secondo passaggio, secondo me sorprendente, di tutta l'intervista a Cottarelli. Cioè lui dice a un certo punto, ma allora se il governo vuole sfidare questa impostazione dovrebbe dirci allora usciamo dall'euro e a quel punto con l'uscita dall'euro andiamo a coprire con la svalutazione, diciamo, a compensare i difetti strutturali dell'economia italiana. Quindi riconosce una cosa che effettivamente molti economisti in euro dicevano, cioè che è un po' una banalità, cioè il fatto che abbiamo perso sovranità monetaria, quindi non possiamo svalutare e per cui siamo costretti a intervenire su spesa pubblica, su domanda interna, come ha fatto Monti, insomma la ricetta che ben conosciamo. L'ultima cosa interessante è che a un certo punto a un certo punto lui dice ma c'è la procedura di infrazione, come va a finire? Dice facciamoci almeno furbi, nel senso gli altri paesi, noi l'abbiamo detto tante volte anche qui su Radio Padania, Francia e Germania i parametri li violano costantemente e nessuno dice niente. La sua risposta è stata certo, nessuno dice niente, perché loro che fanno? Quando vengono beccati rispondono sì, scusate, è vero, abbiamo sforato i parametri, torneremo in regola. Quindi instaurano un dialogo con la Commissione europea. Certo nel loro caso viene anche facile perché insomma la composizione politica di questi gruppi è nota. Però dice con questo atteggiamento se non altro fanno un po' i furbi, cioè dicono sì, rientreremo
nel rispetto delle regole europee e poi non lo fanno mai. Quindi in sostanza la ricetta Cottarelli per evitare la procedura di infrazione è facciamo i furbi, andiamo alla commissione col cappello in mano dicendo sì avete ragione e poi facciamo come ci pare. Insomma, dobbiamo fare la commedia. Certo, questo la dice lunga sull'Europa, cioè se dobbiamo andare a Bruxelles a fare la commedia, cioè, la dice lunga sull'assurdità anche delle regole europee. Alessandro, quindi domani parleremo ancora di Juncker, perché Juncker dice l'Italia problema serio, anche se non rappresenta ancora una minaccia per la stabilità dell'Eurozona. Ma ti è piaciuta la dichiarazione di Conte a Juncker che ha detto sbagliò sulla Grecia? Diciamo che Conte l'ha accolto in fallo, ma però bisogna anche dire che non è stato solo Juncker a sbagliare sulla Grecia, lì sono stati tutti, e tra questi tutti bisogna metterci soprattutto il Fondo Monetario, che non ci scordiamo, il Fondo Monetario di Cottarelli, per carità, poi Cottarelli non c'entra niente con questa cosa in particolare, c'era la Presidente del Fondo Monetario, però il Fondo Monetario sbagliò a valutare la facciamo in termini semplici per i nostri ascoltatori. Sostanzialmente sbagliò a valutare, a calcolare l'impatto dell'austerità sulla Grecia, cioè loro dicevano la Grecia migliorerà di tot, e invece non era vero. E dopo loro candidamente hanno ammesso sì è vero, abbiamo sbagliato. Beh cavolo, se gli esperti, se i competenti sbagliano mettendo sull'astrico un paese, c'è qualcosa che non va. Benissimo. Senti Alessandro, abbiamo una telefonata, era in linea, sentiamo se c'è ancora. Prego. Certo che ci sono, grazie invece. Grazie mille. Grazie a tutti. Una cortesia, io faccio perdere poco. Io sto facendo un SOS Sicilia. Perché i sindaci dicono che i porti sono aperti. E vedi Milazzo, Palermo, Lampedusa, e lo dicono chiaramente, pubblicamente. E invece i porti dovrebbero essere chiusi. Essere chiusi. E invece ne sono arrivati già 2000, ha detto anche il nostro caro Salvini da ora. Sì, è vero che ne sono arrivati di meno, però non è perché prima ci davano 100 schiaffi, oggi dobbiamo accontentarci di 10 schiaffi al giorno, voglio dire. È un'altra cosa, guardate che c'è una cosa importante, questi immigrati sono abituati, vedi la Kengel che ha 35 fratelli, sono abituati a fare 10, 15, 20 bambini, figli, e quindi noi dobbiamo moltiplicare 2000 per 10 ognuno di loro, almeno 10 figli, perché là sono abituati così nelle giungle. Un'ultima cosa, prego. Guardate che i droni, ci sono i sonar, i droni satellitari, questi percepiscono anche un filo nell'acqua. Quindi se vogliamo veramente, a parte che dobbiamo cambiare le regole, i contratti, gli accordi, perché le altre nazioni non ne parlano di immigrati. Io sono un fratello in Olanda e l'altro in Germania, non parlano di immigranti né in televisione né niente, non ne vogliono neanche uno. Quindi stiamo attenti un pochettino, vi prego. Ci sono questi satellitari che li percepiscono, quindi andiamoci dietro, li possiamo fermare. Va bene. Allora Alessandro, andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, poi ti chiedo di rimanere con noi altri 2 minuti, ecco, subito dopo questa brevissima pausa pubblicitaria. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati Su Radio Padania Libera. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti in diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici di RPL, in collegamento telefonico con noi sempre Alessandro Rico, giornalista della Verità, quasi come ogni mercoledì. Ricordiamo Alessandro l'appuntamento anche di domani alle 13:10 con l'Europa, dove ci sei tu e anche Antonio Grizzuti, giornalista della Verità, e tanti altri ospiti. Senti Alessandro, prima di lasciarti, no, in questo momento è in corso il vertice a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Salvini, Di Maio, Giorgetti, no? Si discuterà dell'Europa, sempre della soluzione, no? Cosa uscirà questa mattina da questo vertice secondo te? Ma adesso è in corso ovviamente la partita delle nomine, no, in Europa, ed è sorprendente secondo me che proprio in questa fase in cui la Commissione è uscente, si sia deciso di procedere con una misura così severa come la minaccia di procedura di infrazione. Sì. Peraltro i 28 paesi dell'UE hanno già detto sì, effettivamente la procedura sarebbe giustificata, per cui diciamo la tensione è alta. Non so cosa ci si possa aspettare. Secondo me, data la linea dialogante sia di Tria sia di Conte, ci si potrebbe aspettare un ammorbidimento dei toni per evitare appunto di arrivare a scontro aperto, cioè seguire un po' la linea Cottarelli per dirla semplice. Potrebbe essere un'ipotesi. Certo, Salvini avendo trionfato alle elezioni europee, certo non ha trionfato per andare col cappello in mano a Bruxelles a negoziare. Sì. Però già oggi il fatto, ha riportato da tutti i giornali che lui ad esempio cercasse soldi per andare a coprire il deficit eccessivo con una tassa sulle cassette di sicurezza, insomma denota che anche Salvini potrebbe essere disposto a non arrivare a una rottura, a una frattura come è poi nella sua anche dialettica, ma a cercare diciamo una negoziazione politica, anche approfittando appunto del fatto che questa commissione che adesso alza i toni con Juncker è una commissione sostanzialmente finita. Sì. Per cui sicuramente non ci sarà una commissione di sovranisti, ma sicuramente il peso dei sovranisti nella prossima Commissione europea, nel prossimo Parlamento europeo sarà diverso da quello che è stato fino ad oggi. Certo. Alessandro, un'ultima domanda. Tu ovviamente sai che cosa sono le pagelle, no? Hai avuto tante pagelle nella tua carriera scolastica, giusto? Sì, ne ho avute parecchie. Ecco. Però devo dire tutte buone. Tutte buone, quindi anche l'ascolto, la capacità organizzativa, ottime. Hai letto insomma questa notizia di Maio, no? Che ne pensi? Sì. Vabbè, guarda, io adesso non voglio insultare gli amici di 5 Stelle, soprattutto il loro elettorato che merita massimo rispetto. Forse la classe dirigente dei 5 Stelle sembra dà l'idea di essere un po' più dilettantesca. Spieghiamo brevemente di che parliamo agli ascoltatori. Sì. A un certo punto, dopo la sconfitta elettorale, il gruppo dirigente dei 5 Stelle ha detto a deputati e senatori di stilare delle vere e proprie pagelle dei ministri e sottosegretari grillini. Così insomma capiscono chi è da tenere e chi è insomma da eliminare. Molti si sono rifiutati perché hanno detto questa cosa è ridicola, altri lo faranno. Insomma, mi sembra evidente che se c'è bisogno di fare poi tra l'altro una piazzata, perché insomma diffondere pubblicamente questo genere di queste misure di controllo interno è abbastanza ridicolo, è un po' patetica come cosa, effettivamente, fare l'esamino, la pagella di fine semestre ai quadrimestre, ai sottosegretari, insomma è abbastanza penoso. Cioè se c'è un problema questo va risolto alla vecchia maniera, cioè ci si vede, si fanno i vertici. A volte fare le cose anche nel segreto dei palazzi aiuta, cioè la politica è anche un po' arcana imperi, come si diceva una volta, non è soltanto fare le cose in piazza, fare gli streaming e fare le pagelline, anche perché poi loro sono un partito che in realtà molte cose le decide con la famosa piattaforma Rousseau, che insomma è un metodo molto opaco.
Va bene. Allora, Alessandro, grazie mille per oggi. Ci sentiamo con te domani alle 13:10. Buona giornata e buon lavoro. Grazie a te per l'invito e saluti agli ascoltatori. Grazie mille ad Alessandro Rico, giornalista della Verità. Adesso abbiamo in collegamento telefonico Laura Cavandoli, deputata della Lega, direttamente da Roma. Ciao Laura, buongiorno. Buongiorno Antonio, buon mercoledì a tutti. Grazie mille a te. Allora Laura, raccontaci un po' la giornata di ieri. Ci sono stati dei provvedimenti importanti che sono stati approvati, no? È stata posta la questione di fiducia sullo sblocca cantieri. Sì, ieri è iniziata la trattazione, ieri pomeriggio dello sblocca cantieri, dopo l'audizione del ministro Tria, ma ho sentito che ne avete già parlato. Quindi la discussione generale del provvedimento e insomma in serata è stata chiesta la questione di fiducia, onde diciamo velocizzare la conversione in legge, perché poi questo provvedimento scade il 16-17 di giugno, quindi fra qualche giorno, per cui oggi pomeriggio inizieremo a votare la fiducia per domani poi completare la votazione di tutto il provvedimento. Speriamo entro giovedì sera di terminare, quindi diventerà finalmente legge dello Stato, insomma. Sì, senti, invece oggi e fino a questo weekend cosa c'è in programma? Sì, adesso durante le 24 ore della fiducia i lavori sono fermi, c'è il question time alle 15 e mentre nella mia commissione, che sono in commissione finanze e commissione bilancio, stiamo trattando il decreto, quello cosiddetto crescita, che ha tanti profili importanti perché insomma riguarda proprio quello che gli incentivi per la crescita economica, per evitare le situazioni di crisi e quindi proseguiremo probabilmente a oltranza fino a giovedì sera o forse venerdì, al momento che deve entrare in aula la settimana prossima. Ci sono molti, avete letto sui giornali, molte novità, perché comunque abbiamo previsto insomma un rinvio anche per gli enti del terzo settore, un rinvio per l'adeguamento, la riapertura della pace fiscale che sarà solo per luglio, quindi lo diciamo in anteprima perché la norma entrerà in vigore a metà luglio, credo, però solo fino al 31 luglio si potranno fare le ulteriori domande. Il termine era stato aperto a novembre, ottobre-novembre dell'anno scorso, per poi terminare al 30 d'aprile. Ecco, ora c'è la riapertura e quindi questo è molto importante anche perché forse l'avete già detto, ieri c'è stata un'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate al Senato che ha dato i numeri di questa pace fiscale che sono stati sorprendenti, insomma, nel senso che ci sono i due provvedimenti, il saldo e stralcio, quindi pagare senza interessi e sanzioni e con una deduzione anche in base a quelle che sono le capacità contributive, quindi in base all'ISEE, e sono stati oltre 300.000, e poi c'era la vera rottamazione che ha interessato 1,4 milioni di richieste, quindi un successo incredibile che noi crediamo potrà essere confermato anche con questa riapertura. Benissimo. Senti Laura, nella tua Emilia Romagna, no? Hai sentito domenica questi risultati, il risultato straordinario di Ferrara. Nel resto della regione puoi raccontarci quali sono stati i risultati e le novità? Ma diciamo che la regione Emilia-Romagna ha fatto un grosso passo avanti, una grossa svolta, perché comunque Alan Fabbri, che era il nostro candidato di punta, non c'entra a dire, ha fatto bene il sindaco a Bondeno, poi è stato candidato per la regione, era capogruppo in regione, sempre per la Lega, e ha questa vocazione e questa ostinazione per fare il sindaco a Ferrara, ci è magicamente riuscito, è stato proprio bravo, e gli faccio i complimenti oltre che gli auguri di un buon lavoro, perché insomma entrare in un comune come Ferrara, che ha grandi risorse e ha grandi contatti dal punto di vista anche universitario, della cultura, dell'industria, insomma bisogna essere pronti e preparati come lui è. Poi c'è stata la rivoluzione anche di Forlì, lo diciamo, perché è già Romagna, ma anche lì un capoluogo di provincia importantissimo, molto strategico, peraltro anche lì c'è il sottosegretario alla giustizia Jacopo Morrone, che
ha lavorato in modo pesantissimo e si è vinto anche a Forlì, e poi ci sono roccaforti rosse come Mirandola nel Modenese, che anche quella è stata espugnata con veramente un successo incredibile, e al primo turno addirittura Sassuolo, per cui diciamo sempre nel Modenese, diciamo che chiaramente non è andata bene a Reggio Emilia, dove il nostro candidato però è arrivato al ballottaggio, cosa assolutamente impensabile negli anni precedenti, però si sta un po' più colorando la regione di sindaci leghisti, questo ci fa molto piacere. Di blu. Di blu, perché io lo chiamo il blu Salvini. Allora. Quindi di blu Salvini sta andando avanti, e ora aspettiamo le elezioni regionali, che dovrebbero essere insomma fra novembre e gennaio, non è ancora fissata la data, e lì sarà il grosso asfalto. Allora Laura, abbiamo una telefonata, chiedo a Giulio dalla regia di sentire chi è in linea. Pronto? Sì, pronto, dottoressa. Onorevole, sono onorato innanzitutto di parlare con lei. Io sono stato un direttore tributario dell'Agenzia delle Entrate. Avrei una comunicazione con un emendamento, eventualmente, perché non inserire anche l'anno 2018, cioè tutte le cartelle notificate entro il 2018. Entrerebbero molti miliardi anche in questo. E poi per dare la possibilità a tutti i cittadini di andare nell'ufficio per, diciamo, pagare solo l'imposta. Va bene, Laura, non so se hai sentito, perché io ho sentito un po' maluccio. Tu hai sentito? Allora sì, è una domanda un po' tecnica, assolutamente, e lo ringrazio. Allora, c'è il discorso di aprire appunto la rottamazione, chiedeva tutte le cartelle del 2018. Qui c'è un problema, ma saprà sicuramente se non tecnico, di copertura, nel senso che per aprire la possibilità di una rottamazione è chiaro che lo Stato deve rinunciare ad avere degli interessi, delle sanzioni, a ricevere delle somme. Quando un debito è fresco, cioè è recente, è chiaro che gli interessi sono pochi, le sanzioni un po' di più, però devono essere pagati. Ecco, non si vuole dare l'idea, quindi il fatto che si è chiesta questa rottamazione, questo salto e stralcio sulle vecchie cartelle, è perché si vuole togliere i carichi antichi, non più sostenibili dalle famiglie, proprio dalle imprese, dalle famiglie. Se noi apriamo le cartelle del 2018, che sono recenti, quindi di una morosità, non dico colpevole, ma insomma assolutamente evitabile, è chiaro che dopo alla fine si dà l'idea di dare un condono e che nessuno deve pagare le tasse, perché tanto poi ci sarà uno sconto successivo. Questo è un po' il messaggio che noi non vogliamo dare, proprio perché vogliamo che anzi liberare da quello che non si può più sostenere, ma invece le tasse vanno pagate, proprio perché se c'è una capacità contributiva, lo dice anche la Costituzione, bisogna pagare. Per il pagamento dell'ufficio postale, lì in realtà quando c'è la rateazione si paga in banca, l'ufficio postale, un bonifico, si paga anche un po' ovunque, non c'è una limitazione, ecco, quindi abbiamo risposto anche a questa domanda. Laura, abbiamo anche un'altra telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno signora. Sono Angela da Novara. Certo, mi ricordavo che era preoccupatissima, adesso non penso più che sia. No, guardi, torno adesso dalla posta che ho fatto il versamento di 8 euro permanente. Ah, grazie. Che parte ogni 5 del mese, comincerà dal 5 di luglio. Ho acceso la TV per caso sulla 7 e ho visto che Paolo Arata è stato, vorrei sapere se della Lega, di che partito è Paolo Arata. Va bene, grazie mille. Laura, non so se vuoi commentare. Questo Paolo Arata è un imprenditore. È stato parlamentare di Forza Italia. Esatto, le voto di Forza Italia, io sapevo. Dopodiché aveva avuto, se ben capito, ma non un incarico, forse insomma una consulenza con la Lega. Assolutamente. Io ricordo i tempi di 2 o 3 anni fa, direi, prima ancora delle elezioni del 2018. E oggi leggiamo che è stato arrestato dalla DDA di Palermo perché socio occulto di un imprenditore, ma adesso io non vorrei dire.
è indagato Sì. nell'inchiesta eolico insieme al sottosegretario Luigi Safiri, ma è un'altra inchiesta. Sì, era una notizia che era uscita oggi. Senti, Esatto. Laura, con te vorrei parlare di un video, se non sbaglio, no, di alcuni senatori del PD dove attaccano il ministro Salvini e dicono in 2 mesi, dal 7 aprile al 7 giugno, 123 comizi per Matteo Salvini, e pubblicano sulla loro pagina Facebook l'elenco di tutti i comuni visitati dal ministro con la musica di un intervallo della RAI. Non so se hai visto questo video. Mamma mia, non sanno proprio cosa fare questi qui del PD, invece di fare opposizione loro si perdono in video. Mamma mia, avranno visto quello che non vedono con i loro rappresentanti, ecco, perché quando gira Zingaretti le piazze sono vuote e quando gira Salvini invece c'è un gran successo. Sì. Il rapporto del leader che ha con i cittadini è assolutamente molto caloroso, molto affettuoso e molto frequente. Questo è uno dei vantaggi di avere un leader come Matteo Salvini. Quindi io vedo una grande invidia da parte dei senatori del PD, si saranno anche divertiti a fare questo video, però non possono nemmeno dire che Matteo Salvini non è un bravo ministro dell'interno, dal momento che vediamo che l'immigrazione ha numeri ridotti del 95% rispetto a quando c'era Minniti, per esempio. Se facciamo il confronto, no, dai primi 6 mesi dello scorso anno, 5 mesi dello scorso anno, questi sono numeri che sono veramente il 90% in meno. Il problema della sicurezza, che per il PD non era neanche percepito, insomma, qui abbiamo le forze dell'ordine che hanno ordini precisi, sanno dove devono andare, il Ministero dell'Interno ha dato contributi per quello che io penso sia una cosa importantissima, sono i controlli antidroga davanti alle scuole. Quindi è una cosa che al PD assolutamente non solo è sfuggita, ma assolutamente neanche velatamente è passata nell'idea di doverla perseguire. Controlli sull'immigrazione, i controlli sui lavoratori. Incentivi e comunque sia nuove assunzioni nelle forze dell'ordine che sono state depotenziate anche dal punto di vista numerico dai tempi di Alfano e poi. Quindi io credo che non si può negare che Matteo Salvini sia un ottimo ministro dell'interno, se riesce a farlo anche tramite i suoi, diciamolo, bravi sottosegretari, perché Nicola Bolzeni, che tutti conosciamo, e Stefano Candiani sono persone veramente competenti, preparate e attente anche sul territorio e sulle esigenze delle loro forze dell'ordine sul territorio. Quindi da questo punto di vista, se la squadra funziona, io credo che Matteo possa continuare anche a girare le piazze, perché l'Italia sta migliorando e questo nonostante il PD le cose stanno andando bene, ecco, perché ormai dobbiamo dire così, nonostante tutto quello che ha fatto il PD contro l'Italia, insomma, il Ministero dell'Interno riesce a portare dei risultati che si vedono e sono completamente tangibili. Senti, Laura, un'ultima domanda. Su Huffington Post leggo: Savona senza Savona, la Lega affila le armi anti-euro, un mini bot, la guida del gruppo sovranista in Europa e un ministro delle politiche UE Bagnai in poll di rottura. Come commenti questa frase, questo titolo? Ecco. Insomma, adesso il senatore Bagnai, che è presidente della Commissione Finanze, è una persona assolutamente giudizievole e competente, ha una posizione critica, non anti-euro, quindi dal punto di vista operativo si può andare avanti. Per il momento sono rumors, che quindi questa è la cosa che più possiamo dire di certo, sono rumors, non c'è nulla di sicuro. Io credo che aspetteremo l'ufficialità, anche perché comunque è un senatore che è un posto vacante, quindi una delega che si tiene il Presidente del Consiglio, il quale deve essere assolutamente concorde sulla scelta che viene fatta. Poi tutto può essere, insomma. Certamente abbiamo bisogno di avere un nuovo ministro, perché anche per i rapporti con l'Unione Europea, anche per quello che l'Unione Europea ci sta contestando, è chiaro che il nuovo ministro agli affari europei serve. Benissimo, allora Laura, ci salutiamo, grazie mille come al solito per essere stata qui con noi questo mercoledì, come ogni mercoledì. Buona giornata e buon proseguimento.
Grazie, buona giornata anche a voi. Grazie mille a Laura Cavandoli, deputata della Lega. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il senatore di Fratelli d'Italia, il dottor Alberto Balboni. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Grazie mille. La sua prima volta qui in radio? Senz'altro, è la prima volta. Ecco, sì. Benissimo. Allora, così come facciamo con tutti i nostri ospiti, la presento molto velocemente. Lei è stato eletto nella regione Emilia-Romagna, è di Ferrara, è avvocato. In questa legislatura lei fa parte della Commissione Giustizia, della Commissione Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, del Consiglio di Garanzia e del Comitato Parlamentare per i procedimenti di accusa. Le chiedo come nasce la sua passione per la politica, la sua vicinanza a Fratelli d'Italia. Prego. Io ho iniziato a fare politica giovanissimo, mi sono iscritto al Fronte della Gioventù, ho fatto tutto, l'iter normale all'interno delle organizzazioni giovanili, dell'allora Movimento Sociale. Sono stato eletto in Consiglio Comunale per la prima volta che avevo 20 anni. Poi qualche anno dopo sono stato eletto in regione, ho fatto 2 mandati in regione, poi in Parlamento, questo è il 4º mandato. Benissimo. Che ne pensa dei risultati del centrodestra a Ferrara dopo anni di sinistra, ecco? Lei che conosce Ferrara benissimo. È stata la battaglia di tutta la mia vita, come le dicevo, sono stato tantissimi anni in Consiglio Comunale, sono stato protagonista di tantissime battaglie di opposizione e finalmente dopo tanti anni i ferraresi hanno capito che il governo della sinistra ha prodotto soltanto recessione. Ferrara negli anni 60 era ancora la seconda realtà economica della regione, oggi è ultima in tutte le statistiche. Pensi che da Ferrara ogni giorno, dalla provincia di Ferrara, partono 30.000 pendolari per andare a lavorare nelle province limitrofe, Bologna, Modena, il Veneto. Siamo la città più anziana, la città dove nascono meno bambini. Siamo una città che avrebbe tantissime risorse ambientali, culturali, una città d'arte meravigliosa, potremmo puntare sul turismo, potremmo puntare su tantissime attività economiche e invece tutto langue, tutto si sta lentamente estinguendo perché una sinistra incapace di ragionare sul futuro, una sinistra chiusa in se stesse, ha condannato Ferrara a questo destino. Quindi finalmente i ferraresi si sono ribellati e abbiamo finalmente un'amministrazione di centrodestra, un sindaco molto capace, molto bravo, con grande esperienza come Alan Fabbri e una squadra che stiamo disegnando in questi giorni, in queste ore, che certamente darà quell'impulso al rinascimento ferrarese di cui c'è tanto bisogno. Ecco, senatore, anche per quanto riguarda le elezioni europee, no? È stata una vittoria per Fratelli d'Italia questi risultati, giusto? Sì, è stata una vittoria, devo dire, meritata, perché quando alla fine del 2012 Giorgia Meloni a 40 giorni dalle elezioni immaginò un futuro diverso per la destra italiana dopo il disastro provocato da Gianfranco Fini, fu una scelta coraggiosissima, pochissimi ci credevano e invece oggi siamo di nuovo qui, siamo in crescita, anche i sondaggi di questi giorni dicono che siamo in una fase ascendente, la gente ha capito che il progetto è serio, abbiamo una leader molto brava e molto capace che ha la caratteristica di promettere solo ciò che sa mantenere e questa è una caratteristica che la differenzia da molti altri e quindi stiamo convinti che Fratelli d'Italia e ciò che vogliamo costruire intorno a Fratelli d'Italia possa sicuramente diventare la seconda gamba insieme alla Lega che ovviamente ha una maggioranza indiscussa, possa essere la seconda gamba su cui costruire anche in Italia un governo sovranista, un governo di centrodestra a trazione sovranista che possa davvero affrontare i gravi nodi che anche a livello nazionale ci sono e che prima o poi andranno affrontati. Certamente non 5 Stelle non sono all'altezza di dare le risposte che servono, insomma, ecco, questa è la mia personale opinione. Senta, senatore, per quanto riguarda invece la giustizia, no? Il settore giustizia, questi ultimi giorni abbiamo visto un po' di polemica, bufera, insomma, sulle procure, sul Consiglio Superiore della Magistratura. Lei di tutta questa vicenda che ne pensa? Qual è il suo parere?
Ma guardi, purtroppo è la conferma di quello che noi denunciamo da tantissimo tempo, e cioè la estrema politicizzazione della magistratura attraverso lo strapotere delle correnti che lottizzano ogni nomina con un manuale Cencelli che non dovrebbe appartenere in alcun modo a un'altissima funzione come quella della magistratura, che dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto, al di sopra di ogni condizionamento. Stiamo lavorando come Fratelli d'Italia a una proposta di riforma radicale del CSM, a cominciare dal sistema elettorale e dal sistema per scegliere gli incarichi, perché bisogna liberare la magistratura da ogni sospetto sulla sua totale e necessaria imparzialità. Benissimo. Senta, sulla legittima difesa, questo provvedimento le è piaciuto o no? Se devo essere sincero, insieme ad altri colleghi, lei ha ricordato, sono in commissione giustizia, faccio l'avvocato da quasi da 35 anni, da tutta la vita, quindi ho 60 anni. Più della metà della mia vita l'ho passata facendo l'avvocato, attività che non ho mai abbandonato nemmeno durante gli incarichi parlamentari e quant'altro, e le devo dire a favore di questa riforma, perché è sicuramente un miglioramento, soprattutto laddove finalmente si mette fine all'azione per il risarcimento del danni da parte del rapinatore che disgraziatamente è stato ferito o ucciso, diciamo, nell'esercizio della sua professione, no? Io penso che chi va a rapinare in casa della gente deve mettere in conto una reazione, un po' un rischio professionale, no? Ecco. Quindi da questo punto di vista, che poi questo facesse anche causa, che se gli capitava qualcosa era addirittura ridicolo, ma la giustizia consentiva questo. Però quindi ho votato a favore perché è certamente un miglioramento, però le devo dire che le soluzioni tecniche che sono state adottate non mi hanno convinto fino in fondo. Ho fatto anche molti emendamenti per cercare di migliorare il testo, ma purtroppo credo per i veti dei 5 Stelle, non tanto per come la pensavano i colleghi della Lega, che poi in privato mi davano anche ragione, ma 5 Stelle hanno impedito che si facesse davvero fino in fondo una riforma per la quale la difesa in casa propria fosse sempre e comunque legittima. Oggi c'è ancora un'ampia discrezionalità offerta e lasciata ai giudici, e quindi insomma credo ci sarà da metterci mano ancora, ecco, per arrivare finalmente all'affermazione di questo principio che la difesa è un diritto in casa propria, non è una facoltà. Senta senatore, voi di Fratelli d'Italia, leggo appunto dalle diverse pagine Facebook, auspicate l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Inizieremo una raccolta di firme presto su questo. Ecco, qual è il vostro obiettivo, insomma? Il nostro obiettivo è che il popolo possa finalmente decidere chi è il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità della nazione, quindi non può essere lasciato ancora dopo tanti anni alle alchimie degli accordi parlamentari, dei partiti, deve essere scelto dai cittadini. E poi noi auspichiamo anche che abbia più poteri di quelli che ha attualmente, perché soprattutto se si va verso, come è giusto che sia, una maggiore autonomia delle realtà regionali, della periferia, insomma verso, non voglio dire un'Italia federale, ma comunque verso un'Italia che, come è giusto che sia, responsabilizza maggiormente le istituzioni dal basso, a maggior ragione ci vuole poi un momento di unità più forte al centro, e noi crediamo che questo debba essere rappresentato dal Presidente della Repubblica, eletto dal popolo con maggiori poteri. Benissimo, allora senatore Balboni, grazie mille per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Ci sentiamo prossimamente. Spero di risentirvi in radio. Benissimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e complimenti per la vostra trasmissione. Grazie mille al senatore Alberto Balboni, senatore di Fratelli d'Italia. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria e ci sentiamo tra pochissimo. E lucevan le stelle. Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma i 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firmare
www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Le dichiarazioni del capo della Procura di Roma, Giuseppe Pignatone, durante l'intervista rilasciata a Mix24, condotto da Giovanni Minoli. Se le prove non le troviamo, non sono sufficienti, dire sì, però facciamo spuntare tutto sui giornali. Perlomeno sarà danneggiato come uomo politico, come imprenditore, come magistrato, quello che volete voi. Lì subentra, c'è una carica morale o moralistica, fare un mestiere che non è nostro. Noi dobbiamo cercare le prove, fare, se ci riusciamo, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre difficoltà, cercare di non fare mai il callo. Noi vediamo cose gravissime, molto spesso non riusciamo ad avere le prove, non riusciamo ad avere le prove di chi le ha fatte. Ho avuto un forte scontro con una forza di polizia a Roma perché, avendo ritenuto di aver identificato l'autore di una violenza sessuale particolarmente efferata, hanno dato, prima ancora della decisione del giudice, è stato dato il nome, il cognome, è comparso il viso in televisione e tutto. Una persona che era assolutamente innocente. Noi ci siamo arrivati in 36 ore a dimostrare l'innocenza. Nel frattempo la vita di quest'uomo era stata rovinata perché era stato ovviamente licenziato, aveva dovuto cambiare quartiere, probabilmente sarà andato via da Roma. Ecco, io quando lei mi dice perché torno sempre sul termine equilibrio, credo di avere confusamente detto un po' che cosa significa. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Rieccoci carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29, vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Guardiamo le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. A Hong Kong, altissima tensione, per la polizia è in corso una rivolta, i manifestanti protestano contro la legge fortemente voluta da Pechino che si approvata permetterebbe l'estradizione in Cina dei cittadini sotto processo. Altre notizie, gli Sherpa dell'Unione Europea dicono le regole violate, l'Italia prenda delle misure. Il Comitato Economico e Finanziario dell'Unione Europea è dell'opinione che il criterio del debito non è rispettato e invita l'Italia a prendere delle misure necessarie per assicurare il rispetto delle indicazioni del patto di stabilità in conformità con il processo della procedura per debito eccessivo. Così gli Sherpa dell'Eurogruppo e dell'Ecofin, sottolineando che qualora l'Italia presentasse altri elementi saranno presi in esame
esame dalla Commissione e dal Comitato. Un'altra notizia che riguarda la Puglia: Emiliano indagato per la violazione della legge Severino. L'inchiesta riguarda la nomina come consigliere nella società pubblica Innova Puglia dell'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina. Allora, in collegamento telefonico con noi in questo momento abbiamo un'amica di RPL, la deputata della Lega Elena Murelli. Ciao Elena, buongiorno. Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori di Radio Padania. Grazie mille per essere qui con noi questo mercoledì mattina. Allora Elena, parliamo un po' dello sblocca cantieri. Ieri è stata posta la fiducia sullo sblocca cantieri. Ci puoi raccontare quali sono le novità di questo provvedimento? Allora sì, è un provvedimento importante perché direttamente porta allo sviluppo di quella che è stato l'emendamento che abbiamo inserito in legge di bilancio, dove all'interno avevamo già messo lo sblocco dell'avanzo di bilancio dei comuni, e quindi questo ha portato al piccoli sblocca cantieri che ci sono stati, come per esempio l'asfaltatura delle strade che abbiamo visto anche durante le elezioni, ed è stato il risultato dell'aumento di questi cantieri del 22%. Con questa legge addirittura vogliamo andare ad aumentare quelli che sono ad riaprire i cantieri importanti in tutto il paese, e quindi per noi è importantissimo andare ad avere quelli che sono dei cantieri attivi e aperti, perché il nostro obiettivo è avere sempre di più gilet arancioni piuttosto che gilet gialli in protesta, come succedeva in Francia. All'interno di questo decreto ci sono misure importanti. Oltre a quella di sbloccare i cantieri, abbiamo inserito per esempio anche l'emendamento per la videosorveglianza negli asili e nelle strutture sanitarie, che è una proposta di legge che io ho curato come relatore quando è passata alla Camera 2 mesi fa, poi è tornata al Senato, e al Senato sono stati trovati i soldi per poter andare a finanziare in modo obbligatorio l'inserimento all'interno delle strutture pubbliche, quindi sia asili, scuole materne, sia strutture sanitarie, delle telecamere. L'abbiamo inserito all'interno, invece che una proposta di legge che ha un iter più lungo, l'abbiamo inserito nello sblocca cantieri perché è un iter molto più semplice e naturalmente viene approvato prima. Avendo trovato i soldi, lo riteniamo una misura molto importante. Ci sono state alcune proteste su questo tipo di norma anche da parte dei sindacati, ma noi riteniamo che le persone oneste, quindi gli insegnanti piuttosto che gli infermieri, gli operatori sanitari che operano all'interno delle strutture, non abbiano problemi a lavorare anche con delle telecamere. Ci sono invece le persone disoneste che si sentono videosorvegliate, che invece potrebbero andare direttamente a protestare. Quindi per noi è fondamentale come strumento diciamo di sorveglianza, utilizzato dalle forze dell'ordine solo nel caso di indagine, e quindi non è una misura repressiva, ma bensì solo una forma di controllo. Perfetto. Elena, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Bene, buongiorno. Buongiorno, prego. No, niente, devo dire, sono d'accordo, nel senso soprattutto che bisogna assolutamente potenziare, continuare su questa roba dei cantieri, tipo fibra ottica, poi ponti, strade, treni alta velocità, eccetera. Poi soprattutto per l'industria, puntare assolutamente su acciai ultra resistenti per l'auto elettrica, e queste cose sono importanti perché l'auto elettrica con questi materiali leggeri sarà, per dire che la Mittal è dal 1870, dalle acciai Musetti che investe su queste cose, quindi qualsiasi tipo di accordo dell'auto funzionerebbe. Benissimo. Bisogna puntare sull'innovazione, sull'industria lombardo-veneta, in questa in testa, e poi sui cantieri, ovvio. Benissimo. Elena, non so se vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto il nostro ascoltatore. Sì, per noi è importantissimo andare a sbloccare i cantieri e quindi andare a semplificare il codice degli appalti, quindi appaltare autonomamente le opere senza passare obbligatoriamente dalle stazioni appaltanti dei capoluoghi di provincia e della regione, e quindi la liberalizzazione anche dell'appalto integrato, cioè la possibilità per le amministrazioni di appaltare sulla base del progetto definitivo sia la progettazione che la realizzazione dell'opera. In questo modo si va direttamente a velocizzare quelle che sono i tempi, perché in Italia invece di metterci 4 mesi ci si mette 24 mesi per appaltare un'opera, ed è sicuramente lo snellimento di queste procedure che può portare alla riapertura dei cantieri, cosa che non interessa solo la parte edilizia, ma bensì tutto il comparto che gira intorno a quello che è il mercato
dell'edilizia e quindi tutto il contesto delle aziende che lavorano per questo tipo di creazione di infrastrutture. Benissimo. Senti Elena, in Alabama è stata firmata la legge sulla castrazione chimica per soggetti che hanno commesso reati sessuali contro minori di 13 anni, se non sbaglio. Non so, tu hai letto questa notizia qui? Sì, l'ho letta e per noi è sicuramente una battaglia che stiamo portando avanti e che vogliamo portare avanti. Non è stata inserita all'interno del codice rosso, ma noi abbiamo raccolto le firme successivamente per portarla come proposta di legge piuttosto che inserirla in un successivo decreto. E quando ieri ho visto la notizia sono andata ad approfondirla, loro hanno inserito l'obbligatorietà della castrazione chimica per chi violenta minori di 13 anni per la protezione naturalmente dei bambini. E loro intendono far cominciare le cure per la castrazione chimica un mese prima della carcerazione a proprie spese, quindi direttamente della persona. Sai che negli Stati Uniti le spese sanitarie sono sempre a carico di ogni singola persona. Addirittura qua le spese per la castrazione chimica vengono messe a carico della persona violentatrice. Ecco, benissimo. Senti Elena, abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno Antonio. Ciao, buongiorno. Come ti chiami? Sempre complimenti per la conduzione di tutte le trasmissioni che fai, diventi sempre più bravo. Grazie. Prego. Sono Francesco, chiamo da Rona. Buongiorno, saluto anche l'onorevole. Sì. Con la quale un piacere. Buongiorno, sono quello che tempo fa l'avevo contattato anche via email e tutto, il discorso delle telecamere anche nelle sale operatorie, che mi sembra che sia una cosa molto importante, visto che ogni tanto succede qualche problema. Posso immaginare che è una cosa un po' particolare, ecco, anche normativa e tutto, però se si prende in considerazione questa possibilità di installarle, penso che non si verificheranno più dei problemi. Va bene, grazie, Francesco. Buongiorno. Va bene. Buongiorno. Laura, mi ricordo scusami, di Elena. Mi ricordo di questo ascoltatore che mi ha scritto proprio nel periodo in cui ero relatrice nella proposta di legge sulla videosorveglianza e l'ho proposto qui al nostro gruppo e hanno detto sì, un passo alla volta, nel senso prima approviamola con gli asili e le strutture sanitarie e poi si vede appunto per le strutture ospedaliere, perché la garanzia di avere anche il controllo all'interno degli ospedali è molto importante. Certo. Elena, parliamo un po' adesso di imprese, no? Abbiamo seguito la vicenda della Whirlpool. Cosa ha fatto insomma ieri il vice premier Di Maio nei confronti della sede distaccata a Napoli, no? Di questa azienda? Sì, allora ieri il vice premier Di Maio ha dichiarato che andrà a togliere i contributi alla Whirlpool nel momento in cui andrà a chiudere la sede, perché loro hanno preso 50 milioni di euro dallo Stato per poter, nel loro piano di investimenti, per poter reinvestire in Italia. Invece sembra appunto che non abbiano rispettato questo piano degli investimenti, vogliono andare a chiudere l'azienda a Napoli e vogliono andare a delocalizzarla. Allora giustamente, secondo quando abbiamo approvato un anno fa nel decreto dignità, nel momento in cui un'azienda localizza e ha preso aiuti di Stato, lo Stato va a riprendersi i suoi soldi, perché in questo caso addirittura è stato fatto un accordo, un piano di investimenti. Naturalmente i sindacati protestano e dicono che venga fatto rispettare il piano. Sicuramente questo è il primo obiettivo, non è che dall'oggi al domani diciamo restituiteci i nostri soldi e basta, andatevene pure dall'Italia. Si cercherà sicuramente di mediare, cercare di fare rispettare il piano di investimenti che era stato proposto e poi nel momento in cui non ci sarà più nulla da fare si vanno a chiedere direttamente i soldi dentro degli aiuti di Stato. Benissimo. Senti Laura, in questo momento è in corso il vertice a Palazzo Chigi con il ministro Tria, i vice premier, il premier Conte. Ieri il ministro Tria è intervenuto alla Camera, giusto? Sì. Ecco, non so quanto è durato il suo intervento e cosa ha detto di significativo. Allora, ieri il suo intervento è durato una mezz'oretta e ha illustrato quelle che sono diciamo le osservazioni che l'Europa ha fatto nella sua lettera all'Italia e quello che secondo noi infatti è la possibile risposta, nel senso che ha detto nel momento in cui noi andiamo a superare questo, non andiamo a rispettare quelle che sono le norme, queste norme noi con le misure e i decreti attuativi che stiamo facendo, la legge di bilancio 2018 che abbiamo approvato, stiamo dimostrando che il governo è cambiato e ci saranno dei cambiamenti importanti, quindi dateci fiducia e portiamo avanti quelle che sono le
le nostre opere. Dall'altro punto di vista invece il Juncker ha risposto ieri a fine giornata dicendo che vuole fare un piano tale per cui per il debito elevato, e questo è sicuramente la prima manovra che viene fatta nei confronti dello Stato per debito elevato. Se devono farla nei nostri confronti, devono farla nei confronti anche di altri Stati, e questa è sicuramente una presa di potere da parte della Commissione, che appunto è in scadenza, viene rinnovata fra pochi mesi, e ci sembra un po' assurdo. Quello che noi abbiamo risposto, ieri c'è stato poi l'intervento di Borghi, e Borghi dal punto di vista della Lega ha precisato, come ha già fatto in alcune interviste in televisione, ha precisato che la lettera europea è basata sui dati e sulle manovre del 2018. Il nostro governo si è insediato a giugno, ha iniziato ad operare a luglio, e il nostro governo ha deciso sulla manovra del 2019. Quindi le osservazioni che ci fanno sono naturalmente del governo precedente. Non andiamo a criticare l'operato del governo precedente, naturalmente siamo in continuità, però prendiamo atto che ci sono state delle crisi anche a livello mondiale a fine del 2018, quando c'è stato il nostro governo, e adesso con le nostre riforme stiamo cercando di mettere mano a queste situazioni. Quindi il fatto che il debito italiano non sia diminuito nell'ultimo anno è un po' assurda questa osservazione. Certo. E naturalmente il dato importante che noi vogliamo, e secondo le previsioni che noi vogliamo andare a ribadire, è che il deficit previsto per l'Italia dall'Europa è il 2,5%, secondo invece le previsioni del governo è del 2,4%, ma dagli ultimi dati potrebbe diminuire addirittura del 2,1%. Questo perché il deficit è dato dalle entrate e dalle uscite. Le maggiori entrate sono previste perché si pensa di ricevere più soldi e di avere più entrate per le riforme strutturali che stiamo facendo, soprattutto per il regime forfettario. Per esempio, con l'introduzione nella legge di bilancio 2018 del regime forfettario per le partite IVA, il famoso flat tax al 15% per le partite IVA, abbiamo un più 8% di partite IVA che hanno aperto. Quindi si va naturalmente a trovare persone che da una parte non trovano lavoro e quindi hanno deciso di aprire la partita IVA, oppure persone che invece prima lavoravano in nero hanno deciso di aprire la partita IVA perché naturalmente con una tassazione fissa del 15% vai a diminuire quello che è il sommerso, e ricordo che il sommerso in Italia sono 120 miliardi di euro. Quindi sono molti soldi che si cerca di andare a recuperare. Il nostro obiettivo è la flat tax totale per tutti, e questo lo vogliamo inserire all'interno della manovra di bilancio. Naturalmente si è osservato che ci sono stati dall'inizio dell'anno più consumi, quindi un aumento del 5%, e quindi con l'incasso di più IVA da parte dello Stato, quindi famose maggiori entrate. Maggiori entrate con l'IVA anche con la fatturazione elettronica, e diminuzione delle spese perché all'interno di una cosa di cui si è discusso la scorsa settimana, la famosa stima prudenziale che è stata fatta sul reddito di cittadinanza di quota 100. I famosi risparmi del reddito di cittadinanza, questo se ne è parlato settimana scorsa, non sono risparmi, è una stima prudenziale che ci è stata imposta sia dall'Europa sia dall'INPS stesso, per andare a coprire quelli che sono le possibili persone che andavano in pensione, possibili richiedenti di reddito di cittadinanza. Siccome ad oggi la stima che viene fatta del numero di persone richiedenti quota 100 reddito di cittadinanza è inferiore, si è sovrastimato, ci saranno sicuramente dei risparmi. Questi risparmi erano già stati nella legge di bilancio 2018, avevamo già previsto che ci sarebbero stati dei risparmi e li avevamo già inseriti come diminuzione del deficit. E quindi ecco perché il debito si andrà a ridurre. Quindi tutta questa grande manfrina che sta facendo l'Europa nei confronti del debito dell'Italia, diciamo, è causata dal debito del 2018 e non su quelle che sono le riforme che noi stiamo facendo. Benissimo. Allora Elena, grazie mille, chiarissima come sempre. Buon proseguimento di giornata, ci sentiamo prossimamente in radio. Grazie mille, è sempre un piacere parlare con voi, con te Antonio e con gli ascoltatori di Radio Padania. Buon lavoro a tutti, buona giornata. Grazie mille ad Elena Morelli, deputata della Lega. Adesso Giulio dalla regia mi dà l'ok, in collegamento telefonico con noi abbiamo Gianni Tonelli, deputato della Lega. Ciao Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi, ciao caro. Allora Gianni, commentiamo un po' questi ottimi risultati della tua regione, la regione Emilia-Romagna. Abbiamo visto a Ferrara la vittoria della Lega. Raccontaci un po' altri comuni, altre novità di questa regione a queste elezioni amministrative.
È stata qualcosa di straordinario, soprattutto poi adesso ai ballottaggi, dove due grandissime città, 2 punti, 2 roccaforti che erano Ferrara e ricordiamoci 74 anni dalla guerra ad oggi, e Forlì sono cadute, quindi come sono caduti anche altri comuni. E qui credo che al PD comincino a tremare un attimo le gambe, perché se partiamo dal Molise per finire al Friuli, per passare all'Abruzzo, alla Sardegna, alla Basilicata e tutte le altre regioni che sono andate al voto, che sono state vinte dalla maggioranza del centrodestra con la Lega primeggiare, hanno visto la Lega primeggiare, anche in questo contesto nell'Emilia Romagna noi abbiamo dei dati straordinari. Io proprio per spirito di servizio mi sono candidato anche sindaco in un piccolo comune vicino a Imola dove abito, e la Lega per 7 voti non è il primo partito. Abbiamo raggiunto, voglio dire, un livello notevolissimo, ed è chiaro che, voglio dire, è molto radicato, perché loro hanno un sistema che dalle associazioni di volontariato all'associazione, voglio dire, alla società del calcio sportivo, arrivare a qualsiasi altro settore, dalla Proloco ad altro, tutti sono radicatissimi, e quindi un sistema che si è forgiato, plasmato, calcificato in 74 anni non è semplice, voglio dire, Scalfillo, ma in un voto che è semi d'opinione come quello regionale, loro cominciano a veramente avere dei fortissimi dubbi e timori, perché se cade anche l'Emilia Rossa, come cadrà anche l'Umbria, adesso non voglio vendere la pelle dell'orso prima ancora di averlo ammazzato, però diventa veramente un problema per il sistema della sinistra, che perde le sue roccaforti e le sue realtà storiche. Quindi è andata molto bene, ci sono realtà anche vicino alla mia dove anche comuni hanno preso la Lega il 40%, e oltre hanno passato veramente il limite del 40%, cose che solo a pensare nel 2013, nel novembre del 2013, quando Matteo Salvini prese in carico un'eredità difficilissima, erano inimmaginabili, realtà in cui si era dall'1-2%, si è arrivati al 40%. Quindi la gente ha compreso, c'è una grandissima voglia di cambiamento, c'è un desiderio veramente di buona amministrazione, e semplicemente c'è bisogno anche di democrazia, perché è un'anomalia. Perché un sistema democratico tiene nel momento in cui garantisce un'alternanza nel potere politico, che, anche se non come spoil system, però purifica quelle che sono la condizione della moralità pubblica. Qui da 74 anni, quindi credo che debba essere veramente cambiato. Gianni, anche le elezioni europee sono andate benissimo, quindi adesso quale sarà appunto il cambiamento di questa Europa, no? Ma le elezioni europee, c'è da dire questo, è una riflessioncina, sono andate non bene, strabene, nonostante che il governo internazionale delle lobby, come le definisco io, che è una metafora per mettere insieme un'infinità, una congerie di soggetti, abbia per un mese veramente messo in campo tutto il fuoco che poteva mettere contro la Lega, perché si era al di sopra del 35% e si volava, per cui hanno cercato di fare di tutto, ma non ci sono riusciti, perché abbiamo chiuso al 34 abbondante, e stiamo vedendo in questi giorni che stiamo crescendo. Che cosa cambierà in Europa? In Europa adesso cambia parecchio. Quest'anno dovrà essere votato poi il bilancio per i prossimi 7 anni, il bilancio preventivo per i prossimi 7 anni, e lì è sufficiente che uno dei paesi voti contro e la cosa, il bilancio non viene approvato, e quindi c'è una possibilità, c'è un potere contrattuale notevole. È chiaro che, voglio dire, tutti quei soggetti che hanno consentito di tirare le fila a tecnocrati, che molte volte sono anche espressione di poteri forti internazionali, non la prenderanno vinta così facilmente, ma la capacità che abbiamo visto della classe dirigente della Lega, Matteo Salvini in testa, è quella di aver portato sempre dei risultati positivi. È una battaglia che è chiaramente tutta da giocare, e che stiamo giocando, e che sicuramente ci porterà a dei risultati, a un'inversione di tendenza, perché non è possibile. La nostra non è una contestazione, come ben sapete, dell'entità europea, non è un anti-europeismo, non va bene questa Europa. Non va bene questa Europa dove i popoli non contano nulla, perché io sto benissimo in un condominio, sono ben contento di godere di quelle che sono le agevolazioni che un condominio mi dà, a iniziare dai costi, a iniziare dalla gestione di beni comuni, ma non mi puoi venire a dire cosa devo mangiare o con chi devo andare a letto. Senti Gianni, è il problema.
Prego. Gianni, per quanto riguarda invece la questione del tabaccaio di Pavone Canavese, no? L'autopsia riapre il caso. Ci puoi raccontare un po' quali sono le ultime novità? Ma adesso le ultime novità stiamo vedendo, perché gli atti sono molto segretati, il PM ancora non si è espresso, quindi non so esattamente quali siano gli elementi. Qualcuno sta ipotizzando che l'autopsia abbia rilevato che il corpo sia stato esploso alle spalle. Queste sono tutte cose da verificare. Il problema è un problema molto importante comunque della esasperazione delle persone e non si sente più sicura a casa propria, perché al centro del sistema fino ad oggi è sempre stato il delinquente, non vi è stata la persona per bene, e questo è un difetto di sistema, ma è una visione ideologica, che pone al centro del sistema la devianza e non le brave persone, non la brava gente, perché viene considerato le devianze, quindi mascalzoni, come figlie delle contraddizioni della nostra società, che per definizione, essendo una società capitalista, una società, mettiamo tutte le definizioni che vogliamo, è una società ingiusta, per cui le brave persone devono sopportare, per cui il conflitto sulla legittima difesa, ad esempio, non è mai stato un conflitto tecnico-giuridico di dire possiamo arrivare qui, questo è sbagliato, questo è giusto, ma è ideologico, perché era etico-morale sbagliato difendersi, è etico-morale sbagliato difendersi, a dire della sinistra o di chi ha cercato di rimare contro, ma di queste stupidaggini la gente ne ha le scatole piene. Certo. Di queste stupidaggini le persone, la gente comune ha le scatole piene, perché è stanca di dover subire ingiustamente. Benissimo. Senti Gianni, secondo te il decreto sicurezza bis, no, approvato ieri, non ha solo ed esclusivamente norme sull'immigrazione, è un decreto importantissimo, giusto? È importantissimo, devo dire che su certi punti ho spinto tantissimo e ho presentato anche un disegno di legge, e il decreto sicurezza recepisce alcuni di questi punti che riguardano anche l'ordine pubblico. Cioè, faccio un esempio banale, in cui al 419, che sarebbe la devastazione e il saccheggio, che è un reato che non è più applicabile, non è possibile, è antistorico, perché non siamo più al tempo del brigantaggio, per cui alla fine dovevo trattare come un danneggiamento normale, quindi a querela di parte, se un mascalzone come quelli che vediamo, professionisti del disordine pubblico e della guerriglia urbana, con un palanchino passano e mi sfondano 10 macchine e gli danno fuoco 10 auto, che molte volte sono poi di proprietà di ceti medio-bassi, di persone che magari se la stanno pagando a rate e che non hanno la possibilità di sostituirla, quindi devono poi caricarsi gli oneri di un'eventuale querela e i rischi contro questi mascalzoni, dovrebbero caricarsi l'onere di un'attività processuale contro di questi per il risarcimento del danno, cosa che alla fine gli potrebbe costare di più dell'auto che è usata, che poteva valere 5, 6, 7, 8 mila euro, ed è questo profondamente ingiusto. Quindi è stata inserita una norma nella quale, che poi è un comma successivo che fa parte del reato sempre di devastazione e saccheggio, in cui questi invece vengono sanzionati in maniera molto più grave nel momento in cui, e quindi questi comportamenti non sono più contro il patrimonio, ma se non voglio entrare troppo nel tecnicismo, sono reati contro l'ordine pubblico, è un comportamento contro l'ordine pubblico, e vengono sanzionati coloro che nelle manifestazioni vanno e utilizzano strumenti, bengala, gas urticanti, e che andandoci travisati e quindi attentano alla sicurezza delle altre persone, per cui andava creato un argine su questo fronte, perché non è, accettabile quello che molte volte lo spettacolo che vediamo, perché questi sono comportamenti contro la democrazia, perché manifestare è non un diritto, è un dovere civico. È un dovere, e quindi dover vedere che decine di migliaia di persone per una causa, condivisibile o meno, che stanno manifestando pacificamente, la loro manifestazione deve andare a gamba all'aria e debba essere l'attenzione concentrata soltanto su poche decine di scalmanati, di, non lo so, sbalestrati, come li vogliamo definire, che si trasvestono una volta da tifosi, una volta da, antagonisti, una volta non so da che cosa, da notavo, non so neanche io, che vanno e concentrano, fanno perdere significato alla manifestazione rovinandola completamente, è qualcosa di inaccettabile. Un comportamento non contro il patrimonio, non contro l'ordine pubblico, ma contro la democrazia. Benissimo. Allora, grazie mille Gianni per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata, buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Allora, grazie mille a Gianni Tonelli, deputato della Lega, grazie a tutti per averci seguito, ci risentiamo domani mattina, adesso abbiamo Lucio Brignoli. Grazie.